Sant'Angelo Lentigioni, si apre così la seconda giornata del girone D di Serie D. Il Sant'Angelo appare per la prima volta tra le mura domestiche dopo l'uscita in Coppa Italia a Crema e la vittoria di Bologna. Per i Lentigioni invece si tratta della prima trasferta stagionale in cerca ancora della prima vittoria dopo la sconfitta in Coppa e il pareggio interno col San Giuliano. Amici di Pepe TV, dallo stadio Carlo Chiesa di Sant'Angelo Lodigiano, qui per voi Andrea Vignola, pronto ad accompagnarvi in questa domenica di calcio di provincia. Squadre che si salutano in campo, salutano gli spettatori, tribuna centrale coperta dello stadio Carlo Chiesa piuttosto piena, il sostegno dei tifosi qui non manca, ma ora passiamo alla rassegna dei 22 titolari con i padroni di casa che scendono in campo con Nucci tra i pali, a seguire Pecorini, Confalonieri, Ugè, oggi capitano, Lanzi, Gobbi, Renda, Bramante, Mecca, Bernini e De Angelis che ritorna in campo dopo la squalifica. Invece Mister Beretti tra i pali sceglie Rizzuto e a seguire Bonetti, Roma, Nava, Sala, Formato, Nanni, Sabotic, Grifa, Cortesi e Nappo. Sant'Angelo oggi debutterà appunto tra le mura domestiche del Carlo Chiesa con la nuova divisa rossonera presentata sui social pochi giorni fa. Il direttore di gara di oggi è il signor Hamza della sezione di Nichelino, assistito da Fiore della sezione di Messina e dal signor Ricco Bene della sezione di Enna. Le squadre si schierano già in campo, ultimi momenti prima dell'avvio del match, si attende il check da parte degli assistenti per le reti delle due porte. Sant'Angelo che attacca da destra verso sinistra il vostro schermo con Lentigioni che risponderà da sinistra verso destra e in completo full white con i dettagli rossi sulle maniche. Le due squadre hanno cambiato tanto durante questa sessione di calciomercato e dopo andremo a snocciolare ogni cambiamento tecnico-tattico sulle panchine in campo. Si attende il fischio dell'arbitro. Fischia ora, inizia così la seconda giornata del girone D di Serie D. Subito un lancio lungo del Lentigioni in favore di Sala, rimpallato, chiuso da Pecorini, ancora Lentigioni, cross in mezzo, sarà rimessa sulla tre quarti per gli emiliani, subito propositivi in avanti. Nella tribuna ospiti contiamo una trentina di tifosi che hanno seguito la propria squadra in questa lunga trasferta. Ricordiamo che Sant'Angelo, San Giuliano e Fanfulla sono stati inseriti nel girone D con trasferte non semplicissime. Tale destino era capitato ai Barasini la scorsa stagione, sempre nel girone D insieme al Fanfulla ancora. Si può riprendere il gioco dopo un cambio di sfera con le mani, pallone che attraversa una parte dell'area di rigore, poi un colpo di testa a mettere fuori. Ancora Lentigioni con un cambio di gioco in direzione di Nanni, pallone troppo corto, chiuso bene da Confalonieri sulla sinistra. Lanzi appoggia per Ugè, non era Confalonieri ma Bernini che tocca il pallone e lo scambia con Lanzi. L'ex cremonese sbaglia l'ultimo tocco e può ripartire Lentigioni in mezzo a due. Nanni cade a terra ma per l'arbitro è tutto buono. Contrasto forse un po' ruvido quello del numero 10 Renda, seconda presenza stagionale in campionato per lui. Un cambio di gioco in direzione di Bramante che prova a puntare il fondo ma si trova una pressione davanti, cerca di convergere verso il centro, pallone per Renda, Invitante che sbaglia il controllo ma attento anche il difensore avversario. Cambio di gioco in direzione di Eddie Lanzi, serve Bernini, sovrapposizione, cross, raso terra, poi spazza senza pensarci due volte Nappo. Con le mani Bernini per Massimiliano Ugè, scambia col proprio compagno di reparto Pecorini. Grandissima esperienza per i due atleti schierati al centro della difesa da mister Mazzoleni. Poi Renda allarga per Lanzi, accentra il gioco ma non trova nessuno, pallone troppo corto per Brian Mecca. Poi ancora una serie di scambi del Lentigioni che può ripartire in contropiede con Sala che si fa tutto il campo, poi appoggia a Roma, costretto a tornare indietro dalla pressione di Confalonieri. Poi un pallone in profondità per Formato, l'ultimo tocco è piuttosto bellitario, il pallone finisce out, rimessa in favore di Confalonieri.
solitamente schierato sull'out di sinistra, oggi con Folignieri a destra al posto di Malanga, e sulla sinistra in campo c'è Bernini, classe 2005, che abbiamo potuto conoscere molto bene su noi di Baby TV, grazie appunto alle dirette dell'Accademia Pavese della scorsa stagione. Riceve palla proprio il classe 2005 numero 18, torna indietro, serve Uge. Fraseggio difensivo per il Sant'Angelo, primo pallone toccato da De Angelis, squalificato contro il Corticella, debutta oggi con la maglia rossonera. Ancora possesso Sant'Angelo, si alza in pressione Sala, ma viene arginato con una serie fitta di passaggi, anche se non rapidi. Mantiene il possesso Sant'Angelo con Uge che serve Bernini sull'out di sinistra, in profondità a cercare un compagno. Poi recuperare Lintigione agevolmente, pallone troppo lungo per Formato che deve fare a sportellate con Pecorini. Uge, una serie di finte di corpo, pallone rimane in campo dopo l'ultimo tocco di Roma. De Angelis ruota su se stesso, subisce fallo da parte di Grifa. Continua il fraseggio del Sant'Angelo, un ibrido tra una difesa a 3 e una a 4 per Mister Beretti, che schiera sulla carta Cortesi, Saboti, Cenava come lo scorso match, ma in fase di non possesso Bonetti si abbassa sulla linea degli altri tre compagni. Un lancio in profondità per Lanzi, attento Cortesi, e in due tempi però Lanzi è più scaltro e si porta a casa un calcio d'angolo. Dalla bandierina andrà Bramante con la maglia numero 16, numerazione fissa per il Lintigione finora, numerazione fissa che parte da oggi per il Sant'Angelo. Deviazione, cross che attraversa tutta l'area, poi il colpo di testa di Confalonieri alto sopra la traversa, totalmente libero. Difesa spiazzata anche a causa del tocco del difensore posto ai limiti dell'area di rigore. Può ripartire Rizzuto toccando corto per Sabotic, allarga la sfera per Bonetti. Nava chiama i suoi compagni a salire, pallone alto che serve Bonetti. Bonetti con un dribbling evita la pressione di un avversario, poi Nappo, si torna da Nava, ennesimo pallone per Bonetti sulla tre quarti, cerca di centrare il gioco per Formato a causa della pressione di Pecorini, costretto a indietreggiare. Ancora Lentigione amministra molto bene questo pallone Roma, che lo gira da Nicolas Cortesi sul lato più vicino al nostro schermo. Ancora Cortesi di ritorno, pressato alto da Renda, sbaglia l'appoggio all'indietro, Gobbi ne può approfittare. Sant'Angelo, trazione offensiva, ultimo tocco non perfetto, chiude la difesa dell'Intigione, errore anche del portiere, sbaglia il primo controllo Mecca. E allora Nappo cerca di far rifiatare i suoi dopo un doppio spauracchio, ancora un pallone perso da parte dell'Intigione, momenti di confusione, cerca di amministrare in palleggio Mecca, 2 gol per lui, uno in Coppa contro il Crema, rete che non è bastata per salvare il risultato barasino, e rete anche al debutto col Corticella. Scorsa giornata di campionato invece l'Intigione in casa ha pareggiato 1-1 col San Giuliano, apre le danze Formato. Poi squadra emiliana che viene recuperata nei minuti finali dai milanesi. Comunque un punto a testa. Bernini cerca di accentrare il gioco per Gobbi, che col petto la mette giù molto bene. Un altro tocco, serve Mecca, centrata la sfera in direzione di Renda. Si può ripartire dall'autoposto con Bramante. Dalla pressione di Bonetti è costretto a tornare indietro. Filtrante in direzione di Mecca, che apre poi il cross in mezzo, c'è Lanzi, salta, colpisce la sfera, la schiaccia ma non riesce a dar potenza. Ferma tutto l'arbitro comunque per fuori gioco. Si ripartirà da Rizzuto. Tocca corto l'ex Catanzaro.
per Sabotic, per il numero 6 Nava. Pallone lungo per Sala, filtrante in direzione di Bonetti. Bonetti entra in area, prova il cross in mezzo, ci mette una pezza Uge, poi in un secondo momento arriva Pecorini a spazzare. Recupera ancora Lentigioni. Tocco lieve di Sala in direzione di Formato, ma niente da fare. Il numero 9 era piuttosto arretrato e il passaggio era troppo impreciso per creare una possibile azione offensiva pericolosa ai danni del Sant'Angelo. Sbaglia intanto qui il tocco Bernini, anche se piuttosto semplice, sarà rimesso in favore del Lentigione con il numero 3 Cortesi. Cortesi, uno dei confermati dalla scorsa stagione del Lentigione. Ceduto invece l'altro Cortesi in rosa, ex Brescia e Cagliari, ora in forza al Carpi. Cortesi appoggia per Nappo di prima, Nanni, Formato col petto, la mette giù, prova ad allargare la sfera per Sala, attenta alla retroguardia rossonera, poi mette fuori per evitare pericoli Nava. Classe 94, arrivato anche lui questa stagione, ex pergolettese, esperienza con Vispesaro e Atalanta Primavera, per il numero 6 di mister Beretti. Va il capitano della squadra di casa. Il pallone è un po' troppo violento in direzione di De Angelis, che riesce ad amministrare senza grandi difficoltà. Bramante sulla fascia, Mecca è troppo schiacciato, non viene servito, di conseguenza si torna da De Angelis, si crea lo spazio per la sovrapposizione di Confalonieri, che finta il cross, poi attraversa buona parte del campo, tenta la conclusione lineare, ma non abbastanza potente ad impensierire Rizzuto. Va il classe 2004 al lancio. Cambia gioco per Confalonieri, che alza la gamba e mantiene il pallone in campo nonostante la pressione di Sala. Si torna da Pecorini, scambio con Uge. Di ritorno il pallone per il capitano. Ancora fraseggio Sant'Angelo. Maximiliano Uge, classe 91, ex Levadia Caliu di Sudova Mariampole, 2 volte campione d'Estonia, con anche 2 supercoppe dello stesso stato. Tanto un lancio lungo in direzione di Renda, il pallone è troppo lungo per il numero 10. Uge, che conta appunto più di 160 presenze in Estonia, una quarantina anche in Lituania e anche un ottimo numero, ben 90 apparizioni in Serie C. Può ripartire qui il Lentigione con Formato, che cerca il fondo, poi la mette in mezzo. Roma va troppo avanti e di conseguenza non riesce ad arpionare la sfera. Può ripartire Sant'Angelo con Mecca in mezzo a 2. Serve ancora per pallone per quello che sembra essere Confalonieri. Confalonieri può andare da solo, accentra il gioco per Renda con la suola, gran giocata di Renda, si schianta su un avversario, probabilmente doveva cercare la conclusione o servire un compagno prima. Intanto pallone per Formato, può andare da solo a tu per tu con Nucci. Formato, la conclusione, il tocco di Nucci, arriva il gol del Lentigione. Sant'Angelo 0, Lentigione 1. L'arbitro conferma la rete. Imbucata difensiva per il Sant'Angelo dopo una sorta di contropiede con Renda che all'interno dell'area di rigore non riesce a scaricare il pallone, allora perde il controllo della sfera. Lentigione freddissimo con un lancio in direzione del capitano Formato, che insacca nonostante la deviazione di Nucci. Amici di Bepi TV, siamo al 12° e arriva già il primo gol della partita. Al termine del match, Gentili
spettatori, amici di Bepi TV, troverete sul nostro sito www.beptv.it le pagelle delle due squadre in campo. A partire da domani sul nostro canale YouTube troverete gli highlights. Tanto può scappare qui Cortesi sulla fascia, va da solo Cortesi, un altro cross al raso terra, deviazione di De Angelis, un altro errore, un'altra disattenzione per la retroguardia di mister Mazzoleni. Gobbi chiuso dalla muraglia di maglie bianche, ha preso fiducia ora il Lentigione dopo il gol dell'1-0, chiama il pallone Nanni ma non viene servito, va da solo Nava, non riesce a passare in mezzo a due avversari, allora De Angelis, poi serve Bramante, accentra il gioco, pallone filtrante, forse fin troppo in direzione del numero 10 Renda, classe 2005, comunque con un passato importante tra la Primavera della Pro Patria e il Novara. Può ripartire dal fondo con Rizzuto, che non ha sicuramente fretta, nonostante siamo solo al 14esimo, non ha fretta di rimettere il pallone in gioco. Ora qualche perdita di tempo eccessiva notata anche dal pubblico di casa. Sabotic, Montenegrino allunga per Nanni che col petto riesce a controllare la sfera ma non con la testa, allora Bernini nonostante la giovane età è più attento e riesce a chiudere. De Angelis affrontato alle spalle da Nappo che ferma il gioco a causa di contrasto troppo ruvido ai danni di De Angelis. A colloquio sia Nappo che formato con il direttore di gara Hanzi. Ugge, pallone per Bernini, l'arbitro però chiede di far ripartire l'azione. Non si va più da Bernini ma da Pecorini. Qualche presenza con Lecco l'anno scorso in Lega Pro, poi ha scelto di sposare la causa del Sant'Angelo. Ugge tenta un taglio a metà tra Confalonieri e Bramante, dunque il pallone finisce fuori e sarà rimessa per il Lentigione. Sbaglia il rinvio Rizzuto ma c'è Nava che riesce a pianare il pallone, poi lo appoggia al proprio portiere, secondo errore comunque di Rizzuto in impostazione. Formato di prima fa sponda per un compagno, poi viene lanciato Nanni col petto, la mette giù, Bernini è posizionato male col corpo, va ancora Nanni all'interno dell'area, la conclusione, un'altra rete per il Lentigione, Sant'Angelo 0, Lentigione 2, gol del numero 10 Nanni su un'altra disattenzione difensiva del Sant'Angelo, tu per tu con Bernini, riesce poi a insaccare la sfera alle reti, alle spalle di Nucci. Grandissimo avvio per Lentigione che nonostante qualche spauracchio iniziale non si è reso effettivamente pericoloso. Il direttore di gara va a colloquio con mister Mazzoleni, brevissimo colloquio tra i due, si riposizionano le due squadre in campo, avvio assolutamente non positivo per il Sant'Angelo, minuto 16:38 con De Angelis che scarica per Confalonieri. Ugge chiede a Renda di farsi vedere, infatti era troppo nascosto il numero 10, servito invece Pecorini. Sbaglia De Angelis, altro errore di concentrazione, può andare un'altra volta Nanni da solo, però in mezzo a due decide di girarsi tutto solo dall'altra parte, Sala che sbaglia l'appoggio, si fa trovare Roma verso la linea di fondo campo, pallone all'indietro per Nappo, raso terra, un'altra imbucata, Sala la mette in mezzo, deviazione doppia, ancora Lentigione in attacco, mette giù Nappo, pressing di Mecca, pallone fuori, si porta a casa una rimessa laterale con le mani
il Sant'Angelo, grande grinta di Brian Mecca nonostante il risultato, calo di concentrazione anche per un giocatore esperto e di calibro per la categoria come De Angelis, che aveva perso un pallone in fase di impostazione molto pericoloso, che ha causato un altro enorme spavento per la retroguardia rossonera. Un altro filtrante in direzione di Lanzi, il pallone è troppo lungo, non ci arriva al numero 7 del Sant'Angelo. Lanzi di proprietà della Cremonese, con due stagioni, le ultime due stagioni ha vestito le maglie invece di Soncinese e Romanengo. Rizzuto pronto al rinvio dal fondo. Si va lungo, Formato riesce a toccare la palla, cade a terra e l'arbitro ferma tutto, poi si batte subito la punizione con Folignieri, colto fuori posizione, poi allunga la gamba e riesce a recuperare su Bonetti, riesce a evitare anche il calcio d'angolo. Andrà con le mani sempre Bonetti. Troppi errori di concentrazione per la retroguardia e non solo della squadra di casa, molto attento al lentigione a approfittarne in entrambe occasioni. Ora però la squadra di mister Beretti non deve abbassare la concentrazione. Nappo totalmente da solo, imposta in direzione di Sala sulla tre quarti. Sala cerca una serie di gioco di gambe, entra in area Sala, combatte con Pecorini, ancora Sala con Folignieri, lo lascia sul posto, devia la traiettoria del cross, un colpo di testa di Cortesi, non di Cortesi ma di Grifa, scusate amici di Bepi TV. Non riesce comunque il numero 23 a dare forza alla sfera. Nappo torna indietro da Ananni, poi cerca un taglio raso terra e trova Bonetti, allarga la sfera, pallone di ritorno per il numero 3 del Lentigione, ancora una volta entra in area Lentigione, pericoloso cross in mezzo alla deviazione di un difensore, ancora Lentigione in attacco, si fa vedere il numero 23 della squadra ospite, pallone filtrante, un colpo di testa di Roma in mezzo, chiuso dal capitano della squadra barasina Gobbi, si porta a casa un calcio di punizione nonostante il possesso fosse rimasto in favore del Sant'Angelo. L'arbitro ferma tutto, nessun cartellino, Gobbi ancora a terra. Sicuramente per il Lentigione finora hanno brillato sia Nanni che Formato, ma anche Nappo e Roma un po' più spento invece finora Grifa. Si attende l'ok dell'arbitro e si può ripartire. Risultato fermo sul 0-2 con gol di Formato seguito dal gol del numero 10 Nanni, filtrante in direzione di Bramante, non di Bramante ma di Mecca, chiuso. Sarà rimessa con le mani in favore del Sant'Angelo. Per il Sant'Angelo le prossime due sfide saranno contro il Ravenna e la Neo Victor San Marino, invece Lentigione affronterà Victor San Marino prima e il Corticella poi. Ricordiamo Corticella sconfitto 3-1 in apertura della Serie D, nella prima giornata di Serie D dal Sant'Angelo. Pallone per Gobbi in mezzo alle linee difensive in posizione irregolare di fuorigioco, attentissima la difesa, completo bianco. Finora studiata piuttosto bene la partita da mister Beretti. Come abbiamo detto in apertura del nostro collegamento, amici di Bepi TV, entrambe le squadre hanno cambiato moltissimo. A partire dal Sant'Angelo tantissimi sono i giocatori nuovi, soltanto 4 sono stati i confermati, ovvero con Folignieri, Cattaneo, Meloni e Gomez, con Folignieri che è stato ufficializzato poi alla Soncinese nelle ultime ore dell'ultimo giorno di calciomercato. Dunque
ufficialmente soltanto Confalonieri Cattaneo e Gomez. Attualmente l'ex metronomo del Sant'Angelo è indisponibile, ex perché attualmente ha utilizzato una terminologia errata. Gomez indisponibile, ancora sotto contratto ma indisponibile per problemi burocratici.
Bonetti, una falcata singolare. Riparte il gioco con Nucci al lancio lungo, Gobbi colpo di testa, alza la sfera, poi la controlla in un secondo momento, a terra un giocatore del Lentigione, ma si continua, servito Sala, posizionato in modo errato con Falonieri. Rimesso in favore degli ospiti. Amici di BPTV, risultato fermo sull'1-2, appunto gol di Lanzi al minuto 31 circa, che probabilmente potrebbe riaprire le speranze dei parasini di agguantare almeno un pareggio. Lentigione invece che deve stringere i denti fino al 90esimo, una partita ancora lunga. Possesso Sant'Angelo. Sulla sinistra Bernini, passaggio deviato, ma arriva Lanzi, numero 7, che viene attaccato fallosamente. Sarà punizione in favore della squadra di casa. Per il match di oggi, appunto, come abbiamo detto prima, è indisponibile Gomez per problemi di tesseramento, infortunio muscolare per Fontana tra le file del Sant'Angelo. È recuperato De Angelis dalla squalifica, scontato appunto con il Corticella, e Mariani ha smaltito un altro problema muscolare sempre, tornato a disposizione, parte dalla panchina oggi. Vediamo se Mazzoleni deciderà di farlo scendere in campo almeno per una manciata di minuti, mentre per il Lentigione indisponibili Montipò e Boccalini. Passaggio azzardato al centro del campo. Renda non arriva sul pallone, lascia sfilare per Gobbi, poi Nappo non si fida ad appoggiare il proprio estremo difensore e chiude. Sarà corner. Si accinge Bramante a recuperare la sfera. Pronti a battere questo calcio d'angolo. Soltanto 3 giocatori del Sant'Angelo fuori dall'area di rigore. Lentigioni invece tutto schiacciato all'interno della propria area. Cross sul secondo palo, colpo di testa di Uge, lascia lì il pallone poi Pecorini, ma fallo in attacco del numero 5 del Sant'Angelo. Si ripartirà con una punizione dall'interno dell'area di rigore di Ruzzato. La scorsa stagione Lentigione e Sant'Angelo si sono affrontati ovviamente 2 volte nel corso del campionato di Serie D. Entrambi gli incontri sono terminati per 1-1. Tanto qui un pallone possibilmente interessante per Lanzi, che col petto entra in area di rigore. Lanzi non riesce a dribblare Cortesi. Attento Ruzzato ad uscire in presa bassa. Gesto di fair play tra Cortesi e Lanzi. Interessante questo lancio in direzione dell'ex suncinese, romanengo e cremonese. Entrambi appunto gli incontri l'anno scorso sono terminati con risultato di pareggio per 1-1. In caso dell'incontro svoltosi il 5 di marzo, le reti sono state segnate da Gobbi e da Nicolas Cortesi, appunto entrambi ancora in campo. Bernini alza il pallone cambiando gioco per Ruggè, che di testa allunga la traiettoria per Confalonieri. Sembra Sant'Angelo aver ripreso un briciolo di confidenza con il feeling offensivo. Filtrante per Mecca, che cade a terra, numero 17 del Sant'Angelo. A colloquio con l'arbitro, si lamenta di una spinta di Bonetti in occasione del passaggio. Ruzzato attende la pressione di un avversario per raccogliere la sfera, poi la prende e chiede ai propri compagni di disporsi in modo corretto. Ricomincia così il gioco. Lancio in lunghissimo in direzione di Nanni, totalmente fuori misura.
Bernini con le mani, attende il movimento dei compagni, scappa Renda ma si avvicina a Lanzi, cambiano dunque le marcature per Griff e per Nappo. È per Gobbi invece la sfera che con la testa la sfera soltanto, dunque recupera agevolmente il Lentigione. Amici di BPTV, c'è stato un problema con la nostra diretta che da qualche minuto ha ripreso. Vi ricordiamo 2 reti per il Lentigione in apertura, primo gol al 12° di Formato e a seguire quello di Nanni, invece per il Sant'Angelo reti di Lanzi al minuto 31. De Angelis scambia per Renda, troppo lungo il controllo, anticipa Uge un avversario, poi sulla destra prova ad inventarsi un'azione solitaria, chiede palla a De Angelis, di prima cerca un filtrante, ci arriva Gobbi che anticipa i difensori, Gobbi cade in area ma per l'arbitro è tutto buono, uno scontro di gioco regolare. Allora riparte la squadra emiliana, grande sponda di Formato, grandissima esperienza per il numero 9, capitano dei suoi, 2 reti in 2 match, grande media gol finora. Prova a inventare qualcosa Bramante, cerca un filtrante per Mecca, chiuso molto bene da Sabotic, scivola Confalonieri che concede la rimessa laterale alla squadra avversaria. In attesa di Bonetti col pallone tra le mani, piuttosto alta comunque la squadra di mister Beretti. Un colpo di testa di ritorno per Bonetti, un altro colpo di testa, non ci arriva Sala, può ripartire il Sant'Angelo, attimi di confusione, però ci pensa Gobbi con la suola sterza e serve un compagno, un pallone totalmente errato di Confalonieri, forse tra i più in difficoltà tra i suoi. Recupera l'estremo difensore classe 2004 e va al passaggio corto con le mani per Nava, poi servito Bonetti, va Bonetti da solo, filtra il pallone in direzione di Formato che subisce pure fallo. L'arbitro estrae subito un cartellino in direzione di Pecorini. Dunque punizione a pochi metri dal cerchio di centrocampo in favore del Lentigione, primo giallo del match tra gli atleti ai danni di Pecorini. Su questo intervento considerato troppo ruvido dal direttore di gara ai danni di Formato, ricordiamo che è stato lui ad aprire le danze sul tabellino dei marcatori. Cross al raso terra in mezzo, messo fuori da Confalonieri, un'altra palla lunga, Nanni solo di destra, cross in mezzo, Sala non ci arriva, scivola il difensore, poi Lanzi si improvvisa, il difensore prova a spazzare, lancio deviato, ancora Lentigione in fase offensiva, sbaglia però l'appoggio Nava, può ripartire Sant'Angelo con Bramante che salta anche Nappo. Cambia gioco Bramante in direzione di Gobbi, c'è Lanzi all'interno dell'area di rigore, Gobbi una serie di finte, sbaglia l'ultimo tocco, ancora Gobbi, cross in mezzo deviato, però sulla traiettoria del pallone c'è il numero 3 Bonetti che mette fuori. Ottima occasione qui per il Sant'Angelo che non la concretizza, con Gobbi piuttosto indeciso in questa situazione. Si incespica sul pallone Pecorini, poi serve Bernini. De Angelis, pallone per Renda di prima, Gobbi riesce ad appionare ma non si gira, attenta comunque la difesa del Lentigione, ancora Sant'Angelo, la conclusione di Renda tra le braccia di Ruzzato. Ruzzato non si fa problemi a ricevere i fischi, a causare e ricevere i fischi del pubblico di casa, ma sicuramente non ha fretta di rimettere in gioco il pallone, andare
negli spogliatoi al termine della prima frazione di vantaggio sarebbe sicuramente molto molto favorevole per la propria squadra. Va al lancio lungo in direzione di Formato, pallone totalmente fuori misura, mette giù Maximiliano Uggè, poi scambia con Confalonieri, appoggia all'indietro per Pecorini in fraseggio difensivo del Sant'Angelo, che deve provare tutto per tutto in questi minuti per cercare di agguantare il pareggio. Bernini prova a saltare Nanni, cerca Gobbi, allunga bene la gamba, però Sabotic, a terra Sabotic, secondo l'arbitro il fallo. Infrazione commessa da Lanzi, numero 7, che però non è assolutamente d'accordo. Montenegrino ancora a terra. Dolorante nella zona lombare della schiena, ancora a terra appunto. Come dicevo precedentemente, tra i tanti partenti del Lentigione sono arrivati altrettanti giocatori come Nani dal Pomezia, Nappo, D'Alfano, Capiluppi, oggi in panchina. Intanto seguiamo l'azione, è entrata però subito fuori gioco. Nava, Battistello, Pari, Macchioni, Martini, Griffa e Rizzuto sono i nomi più altisonanti tra gli acquisti appunto della squadra emipiana. Invece il Sant'Angelo ha svolto un mercato ancora più faraonico, se vogliamo vedere sia per la qualità dei giocatori sia per il Diavà. Intanto qui può partire in contropiede il Lentigione, servito sulla destra Nanni, a rimorchio arrivano dei compagni, a conclusione col sinistro con un lieve effetto impresso al pallone, ma finisce tra le braccia di Nucci. Per il Sant'Angelo uscite importanti come quelle di Spaviero, Bigolin, Cosentino, Arpini, Capitan Bugno, Silla e De Carli, tra gli altri anche Arpini, Caporali, Pesenti e Berto. Tanto un lancio lungo facile per Rizzuto, e sono arrivati elementi validi soprattutto con grande esperienza in categorie anche superiori, come abbiamo detto prima Pecorini e Uggè su tutti, ma anche tanti giovani di grande prospettiva come Lanzi, Renda, Malanga e Bernini. Si va al lancio lungo, colpo di testa di Formato, arpiona Pecorini e torna dal proprio estremo difensore. Si riprende la sfera Pecorini. Uggè altissimo con Falonieri che riceve palla, col destro controlla e prova la cavalcata, servito largo Mecca, cross in mezzo al centro dell'area, non c'è nessuna maglia rossonera, soltanto Nappo che spazza, non in modo brillante, ancora Mecca, un dribbling doppio, poi prova la conclusione deviata, cerca di prendere fiducia il Sant'Angelo. Una delle ultime azioni di questa prima frazione di gioco. Anche Lucci è andato a chiedere informazioni sulle tempistiche al proprio allenatore. Sempre 3 uomini fuori dall'area di rigore per il Sant'Angelo. Le torri sono tutte pronte a saltare. Si attende l'ok dell'arbitro. Cross sul primo palo, rinviato, e su questo pallone lungo l'arbitro fischia 2 volte e termina così la prima frazione di gioco tra Sant'Angelo e Lentigione. Risultato fisso sull'1-2 in favore degli ospiti. In rete Formato, Nanni e Lanzi per i rossoneri. Amici di VPTV, dopo una breve pausa vi aspettiamo per il secondo tempo di Sant'Angelo Lentigione.
Amici di Bepi TV, bentornati, collegati qui dallo stadio Carlo Chiesa, Sant'Angelo 1, Lentigioni 2, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie D. Ha aperto le danze formato, in rete poi Nanni e infine per il Sant'Angelo Eddie Lanzi, che ha accorciato le distanze. Le squadre si stanno riposizionando in campo e intanto passiamo in rassegna alle panchine. Per il Sant'Angelo a disposizione Maccherini, Rusconi, Ortolan, Mariani, Grandinetti, Berà, Balzano, Principe e Malanga. Invece per il Lentigione Zovi, Capiluppi, Pari, Manzotti, Battistello, Ricciardi, Turri, Macchioni e Martini. Attualmente sembra che né Mazzoleni né Beretti abbiano scelto di cambiare qualcosa. Fischia l'arbitro e si può ricominciare. Sant'Angelo in maglia rossonera che attacca da sinistra verso destra del vostro schermo e il Lentigione che attacca da destra verso sinistra con un completo totalmente bianco. Primo pallone sbagliato da Confalonieri, un passaggio poco preciso di Bramante, ma Confalonieri non ci arriva. Tra il numero 4 e Sant'Angelo, uno dei più in difficoltà tra i suoi, soprattutto nel momento di blackout che ha portato i 2 gol del Lentigione, ma la squadra emiliana poteva raccogliere anche qualcosa di più. Primo cambio gioco di formato in direzione di Nanni. Bernini chiude, serve Lanzi, attende il movimento dei compagni. Cambio di gioco in direzione di Confalonieri, colpette, mette giù, può andare da solo, finta di corpo, poi prova a imbucare Mecca, pallone troppo forte, sfera out, sarà rimessa dal fondo in favore di Rizzuto. Rizzuto non ha sicuramente fretta. Nel frattempo ricordiamo le 2 formazioni titolari: 4-3-3 per mister Mazzoleni con Nucci in porta, Bernini, Pecorini, Ugè, Confalonieri in difesa, al centro del campo De Angelis affiancato da Meccherenda come mezzali, tridente attacco sulla sinistra Lanzi, al centro Gobbi, a destra Bramante. Tanto qui formato prova ad innescare Nanni, una serie di finte, si gira ancora Nanni, un colpo di tacco, riesce a servire Grifa che si porta a casa comunque una rimessa laterale in posizione favorevole. Grifa probabilmente è l'atleta meno in mostra del Lentigione finora. Con le mani cortesi, riceve palla a Nanni, prova una finta di corpo col mancino, la presa sicura di Nucci. Gesti fair play con formato, poi può ripartire Sant'Angelo, fraseggio difensivo dei rossoneri. E dunque passiamo in rassegna alla formazione invece del Lentigione, che ha iniziato il match con Rizzuto in porta. Trittico difensivo formato da Nava, Sabotic e Cortesi. Roma e Napoli in mezzo al campo sulle fasce Bonetti e Grifa, davanti Sala, Nanni e al centro dell'attacco Emiliano, il numero 9 nonché capitano, formato. 2 gol in 2 presenze per lui. Si accelera un po' il fraseggio del Sant'Angelo, la conclusione della distanza, deve metterci mano Rizzuto per evitare il gol, conclusione che sembrava destinato all'incrocio di pali di Bernini. Ricordiamo, amici di Bepi TV, Bernini abbiamo conosciuto grazie a tutte le nostre dirette dell'Accademia Pavese della scorsa stagione, uno dei tanti acquisti del Sant'Angelo. Dalla bandierina, pallone verso il primo palo, mette fuori formato, la conclusione di Lanzi, murata al limite dell'area di rigore, Sabotic a terra, il montenegrino dolorante, gioco fermo. Sembra essersi ripreso piuttosto rapidamente. Ricordiamo intanto che i 2 precedenti tra Sant'Angelo e Lentigione andati in onda la scorsa stagione sono entrambi terminati con il risultato di 1-1, 2 pareggi sia l'andata che il ritorno.
L'arbitro consegna il pallone a Pecorini e può ripartire il Sant'Angelo. Di ritorno per il numero 3 rossonero. Grande freddezza qui sulla pressione di Formato. Ancora Pecorini, allarga il gioco per Bernini, invece altissimo l'altro terzino con Falonieri. Renda alza il pallone in direzione di Lanzi che viene anticipato da Nappo. Ancora Nappo con la coscia arpiona e serve Cortesi. Chiude bene Bernini, la linea di passaggio, cambio di gioco in direzione di Confalonieri che lascia scorrere il pallone, sbaglia il controllo, deve rimediare, poi serve Bramante per Mecca di prima, pallone per Confalonieri sul fondo, prova il cross ma è una finta, col mancino serve Mecca, alza la sfera di testa, attenta la retroguardia del Lentigione con Cortesi che mette fuori di testa. Può ripartire la squadra di Mister Beretti in contropiede, sventagliata in favore di Formato che arpiona in due tempi, poi con un passaggio cerca di servire Roma. Ancora Lentigione, Bonetti, un cross poco deciso a mezz'aria. Ancora Sant'Angelo con Confalonieri, passaggio per retropassaggio per Nucci che spazza senza alzare troppo la sfera. Gobbi tocca e cade a terra, fallo di Sabotic. L'arbitro decide di non estrarre nessun cartellino in favore del difensore in divisa bianca. Può ripartire Sant'Angelo con Uge, si fa vedere con Falonieri ma viene anticipato. Pallone ancora rossonero con Uge che lo fa scorrere fuori. Mecca ha lo spazio per girarsi, servire Bramante, vada solo Bramante, poi viene fermato da Bonetti. Ottima partita per il numero 3 di Mister Beretti. Ancora Sant'Angelo con Bernini, vediamo se sarà lui ad impostare. No, si affida a Mecca. Di ritorno per De Angelis che ha scontato la squalifica col Corticella ed è tornato a disposizione di Mazzoleni oggi. Pallone fuori misura per Confalonieri. Prima sostituzione del match, a uscire è il numero 7 Sala, al posto suo Capiluppi, numero 5, classe 99, senza fretta Sala. Capiluppi, classe appunto 99 ex bagnolese, prende il posto di Sala. Vediamo come si va a riassestare la squadra emiliana a livello tattico, perché esce un esterno e entra un difensore. Vediamo se si alzerà notevolmente Bonetti o meno. Tanto dalla chat della nostra diretta YouTube tifosi apparentemente barasini chiedono Ortolan o Malanga, ma attualmente Mazzoleni decide di continuare così. Bramante allarga per Bernini, ancora fraseggio Sant'Angelo, una serie di passaggi. Bramante tra le linee, attende a servire Confalonieri. Di ritorno pallone per l'esterno numero 16 del Sant'Angelo, con troppa foga serve De Angelis ma è solo, dunque riesce a controllare il pallone anche se in due tempi. Ancora una volta tra le linee Bernini cerca un compagno, Mecca combatte, ancora Bramante, ancora Sant'Angelo prova a cercare spingersi in avanti, a conclusione, ma che parata ha fatto il portiere del Lentigione. Conclusione clamorosa di Bramante. Amici di Beppe TV, sicuramente questa immagine la troveremo negli highlights che usciranno a partire dalla giornata di domani, disponibili sul nostro canale YouTube. Sarà calcio d'angolo. Clamorosa la parata del classe 2004 ex Catanzaro, un portiere che si è dimostrato finora veramente valido su più occasioni. Il pallone che attraversa tutta l'area di rigore, ci arriva Uge e ancora una volta Rizzuto riesce a bloccare la sfera. Gioco fermo per carica sul portiere, dato che l'estremo difensore del Lentigione aveva arpionato la palla. A causa di un contrasto gli è scivolata. Dunque si ripartirà dal fondo per i ragazzi di Mister Beretti. Rizzuto ancora una volta cerca di guadagnare qualche secondo nonostante siamo soltanto al 9° minuto della ripresa.
conclusione che va lunga, non ci arriva Formato, lascia scorrere Pecorini, forse fin troppo, c'è Bonetti che gioca molto alto, costringe Nucci al rinvio lungo. Roma in due tempi, sbaglia l'appoggio a Nava, dunque Mecca può servire Bramante sulla fascia che si è reso pericoloso poco fa, ancora Bramante, prova a puntare l'avversario, Bramante col mancino cross, non ci arriva Gobbi per un pelo. Si sono alzati sicuramente i ritmi, amici di Baby TV, rimanete collegati qui con noi per vedere come si svolgerà questa seconda frazione, come andrà a finire il match, seconda giornata di Serie D. A bordo campo vediamo la lavagnetta luminosa con Malanga, acclamato poco fa dai tifosi barasini in diretta sulla nostra chat di YouTube. Malanga pronto a entrare con la maglia numero 25 fuori con Falonieri. Con Falonieri primo tempo piuttosto negativo, questa manciata di minuti alla ripresa è sicuramente meglio. Un ragazzo che comunque rimane valido per la categoria. Dunque si va a posizionare sul lato di destra Malanga con la maglia numero 25. Una serie di rimpalli dopo il rinvio lungo. Recupera Sant'Angelo, De Angelis a terra, l'arbitro ferma il gioco ed estrae un cartellino giallo ai danni di Cortesi. Riprende il pallone Pecorini, pronto a impostare, l'arbitro attende ancora qualche secondo per annotare la munizione, tanto si risistema la retroguardia del Lentigione. Mecca di prima per Uge, primo pallone per Malanga, è un retropassaggio per il proprio capitano. Lancio lungo in direzione di Gobbi, che deve fare a sportellate con un avversario. Gobbi commette fallo, a terra Nava. Uomini della Croce Rossa costretti a far da raccattapalle per accelerare le tempistiche di ripresa. Malanga, classe 2004, viene dal settore giovanile della Pergolettese. Oggi è la sua seconda presenza in campionato con la maglia rossonera. Dunque rimane a 4 a linea difensiva creata da mister Mazzolini. Poi Formato, arpiona col petto dopo il lancio di Rizzuto, scivola sul pallone ma è tutto buono. Triplice contrasto, ancora Formato, va a terra in area, l'arbitro ferma il gioco e sarà calcio di rigore in favore del Lentigione. Barasini a colloquio con il direttore di gara, ma sembrava netto il contrasto affondato. Anche in questa occasione la vedremo nel nostro possibile BPVAR sui nostri canali social. Seguiteci sia su Instagram che su Facebook. Abbiamo aperto anche una pagina LinkedIn, così amici follower potete rimanere in contatto con noi su tutte le piattaforme. Sul dischetto del rigore c'è il capitano Formato a tu per tu con Nucci. Fischi probabilmente di paura per tifosi del Sant'Angelo, si attende il fischio dell'arbitro, l'arbitro fischia, va il capitano. La conclusione, Nucci intuisce ma non para. Sant'Angelo 1, Lentigione 3, doppietta per il capitano, giocatore di grandissima esperienza, terza stagione per lui con la maglia Lentigione. Nella stagione 21-22 ha realizzato 17 gol e invece lo scorso campionato ben 19. È già a quota 3 in 2 partite, vediamo se riuscirà ad eguagliare il record appunto della scorsa annata. Squadre che si risistemano sul terreno di gioco. Il Sant'Angelo ha subito gol dopo un momento comunque positivo dove ha creato tanto.
L'arbitro chiede di far ricominciare l'azione per posizione non corretta di alcuni atleti. Bernini all'indietro, Danucci, si fa vedere Ugge largo ma viene servito invece ancora al numero 18 del Sant'Angelo. Pallone di ritorno per l'ex Accademia Pavese. Ancora Pecorini, può andare da solo, c'è lo spazio, poi un filtrante in direzione di un compagno, Gobbi servito ma non si intende con Renda. Rilancio che poteva servire Formato, protegge bene Pecorini, l'uscita di Nucci, colpo di testa di Roma in favore di Bonetti, riesce a servire il proprio numero 4, si crea uno spazio enorme, una diga nella mediana del Sant'Angelo, ancora Lentigione con Cortesi che la mette in mezzo, Bernini col piattone cerca di evitare ulteriori problemi, la mette fuori. Nava cerca un cambio gioco, 2 colpi di testa, la meglio Pecorini, rimane a terra quello che sembra essere Nanni, non a terra ma dolorante Nanni. De Angelis allarga per Brian Mecca, autore del primo gol col Corticella, rimesso in favore del Sant'Angelo con Malanga, si incarica lui di rimettere il pallone in campo, attende il movimento dei compagni all'interno dell'area di rigore. Renda non riesce a proteggere la sfera, poi con 2 palleggi Mecca serve Renda, pallone fuori. I difensori avversari reclamavano un tocco di mano da parte del numero 10 rossonero. Sostituzione tra le fila del Lentigione con il numero 4 Roma che esce in favore del numero 20, come potete vedere qui sotto, numero 20 Battistello. Doppio cambio anche per il Sant'Angelo, Battistello ex Castanese, numero 20, doppio cambio appunto anche per il Sant'Angelo con Ortolan che è pronto ad entrare. Vediamo i giocatori che escono, uno è il numero 18 Bernini, dunque il terzino di sinistra cambia, e l'altro è il numero 15 Grandinetti, classe 2005. Mister Mazzolini dunque opta sia per un cambio di esperienza, Ortolan fuori al posto di Renda e forze fresche anche sulla fascia con Grandinetti, classe 2005 numero 15 che arriva dal San Giuliano. Vediamo come si risistema la retroguardia del Sant'Angelo, se Pecorini si verrà alzato in mediana oppure si comporrà una difesa a 3 in fase di non possesso. Attende Pizzuto qualche secondo prima del rinvio e poi lancia la sfera oltre la linea di metà campo, colpo di testa di Pecorini. Ci arriva anche De Angelis, Mecca lascia scorrere il pallone, poi col petto ci mette avanti il proprio corpo sopra la posizione di Malanga, si fa vedere ora sulla fascia Bramante che viene servito, attacca lo spazio, il cross raso terra, debole, anticipato l'attaccante rossonero da Sabotic. Sarà calcio d'angolo per i rossoneri, si fa sentire il tifo parasino. Ricordiamo che è entrato Ortolan insieme a Grandinetti per dare un po' di energia, forze fresche. Cross al centro dell'area, un colpo di testa da parte di un giocatore del Lentigione, un altro colpo di testa, quello di Battistello, poi mette fuori il pallone Bonetti. Possesso Sant'Angelo con Mecca che recupera e si riposiziona. Ortolan, primo pallone per lui, dai e vai con Bramante che sbaglia l'appoggio, bisogna correre in pari. Formato, va giù, scivolata di De Angelis che probabilmente tocca con la mano, ma per l'arbitro è tutto buono. Pallone di ritorno per De Angelis, non sa cosa fare, alza per Bramante che di prima serve Gobbi,
sponda di petto, Bramante non riesce ad andare avanti, chiude molto bene Capiluppi, poi ancora Grandinetti si fa valere, inseguito da Capiluppi. Sant'Angelo la trazione totalmente offensiva con Uge che non sa a chi giocare la sfera. Grandinetti prova il dribbling su un giocatore molto più esperto come Nappo, che si posiziona molto bene col corpo, poi serve agli dietro Cortesi che va al lancio lungo, arpiona Nanni totalmente solo, non ha fretta il Lentigioni sul 3-1, ma se cerca di servire un compagno, quel compagno è Battistello, che l'anno scorso ha dimostrato ottime doti balistiche e di freddezza. Pallone di Mecca in direzione di Bramante, di ritorno per il numero 17, la sfera è troppo corta, un paio di errori probabilmente cali di concentrazione dati anche dalla stanchezza per l'esterno destro di Mazzoleni. Può andare da solo Nanni in mezzo a due, messo giù da Mecca, arbitro ferma tutto. A bordo campo c'è l'ex Pavia Principe, il numero 23 rosso-nero, che sembra essere pronto ad entrare. Può girare sia al centro dell'attacco sia sulla fascia di sinistra. Vediamo un po' Mazzoleni dove lo schiererà. Nappo sistema il pallone. Nanni intanto a colloquio con l'arbitro, sostituzione avvenuta, esce proprio Bramante che abbiamo visto un po' spento negli ultimi minuti, al suo posto il numero 23 appunto Principe, classe 97. Due uomini sul pallone, Nappo e Nanni. Va Nanni col mancino, barriera che si apre, un colpo di testa di De Angelis che comunque mette in corner, leggero brivido per la retroguardia rossonera. Nanni recupera la sfera, pronto per battere questo calcio d'angolo. Dunque ricordiamo che è entrato Principe al posto di Bramante, nella scorsa stagione secondo nella classifica marcatori con la maglia del Pavia nel campionato di eccellenza. Pallone ancora per Nanni col mancino, tenta questo cross sul secondo palo, aggancia la sfera un giocatore del Lentigione che cade a terra dopo un contrasto con Mecca. Attende la sovrapposizione di Mecca appunto Malanga, poi il pallone lungo per Principe, chiude il Lentigione in due tempi. Pallone ancora buono che finisce out in un secondo momento, rimessi in favore del Sant'Angelo. Malanga recupera la sfera, pallone per Ortolan, uno dei protagonisti della promozione del Sant'Angelo guidato da Mister Gatti, ceduto poi alla Leon. Ancora Ortolan, arpiona la sfera, cerca il cross in mezzo, fuori misura per Gobbi, attento Rizzuto a chiudere. Rizzuto, pallone per Formato. Nappo non si affida a Capiluppi ma decide di andare da solo. Cambio di gioco per un compagno che con la testa non riesce a mantenere il possesso del pallone, chiuso alla cavalcata di Lanzi. Con le mani Uge, un braccetto di sinistra in questa difesa 3, si fa vedere Mecca dopo che Ortolan riceve il pallone. Infatti il numero 17 viene servito, scivola Battistello, non riesce ad andare a contrasto con il numero 17 avversario, che è messa a Sant'Angelo con Ortolan che la batte con la testa. Principe fa scorrere la sfera, nessuno a raccogliere, Gobbi troppo lontano, lancio lungo in direzione di Nanni che è attualmente sul fronte, sul lato più vicino al nostro schermo rispetto al primo tempo. Ha cambiato fascia, senza fretta Bonetti, recupera la sfera, poi serve Nappo in mezzo al campo, un filtrante in direzione di Formato che aveva arpianato bene, poi lascia scorrere il pallone sotto le proprie gambe, prova a passare in mezzo a due, viene steso da Malanga.
nonostante sia un classe 93, ancora grande esplosività e rapidità nelle gambe, il capocannoniere del Lentigione con 3 gol all'attivo. Dunque punizione da una mattonella importante per il Lentigione, minuto 24 e 30 della ripresa. Vediamo come si svolgerà questa azione. 2 uomini in barriera per Nucci. Si allontana Nani dal pallone, dice a Bonetti di indietreggiare. Deviazione di Principe, ma possesso ancora Lentigione. Principe scalpita, ma Bonetti con un lieve tocco di palla riesce a evitare la sua pressione. Cross raso terra, mette fuori Uge, pallone ancora buono, la conclusione di Nanni, finisce a lato. Risistema subito il pallone Nucci che deve accelerare il gioco. 20 minuti più recupero alla fine di questo match. Amici del VPTV, rimanete sintonizzati con noi fino alla fine anche sui nostri canali social per ascoltare poi le interviste ai 2 tecnici. E poi successivamente anche le pagelle sul nostro sito web www.bptv.it. Un lancio lungo, un colpo e una deviazione di testa di Cortesi, poi Rizzuto attende sempre l'arrivo di un avversario prima di recuperare la palla con le mani. Sempre qualche perdita di tempo per il numero 1 avversario della squadra ospite. Pallone per Malanga, grande scivolata funzionale di Battistello, ma possesso ancora del Sant'Angelo. Ortolan, serve Pecorini, cambia gioco in favore di Uge. Grandinetti comunque si è posizionato più o meno nella 3/4, nella zona centrale. Vediamo come agirà Mecca. Serve ancora Uge in avanti. Pallone per Lanzi. Si ritorna dal capitano rossonero. Poi Mecca tenta un cambio gioco lieve in direzione di Ortolan, che di prima serve Malanga che scivola sul manto erboso del Carlo Chiesa. E il pallone sarà destinato a rimessa laterale in favore del Lentigione. Pronto il Lentigione a battere questa rimessa con le mani. In avanti non viene servito né Bonetti né Formato. Poi deve combattere Pecorini. Grandissima freddezza qui del numero 3 ex Lecco. Gesto anche di fair play. Dimostra che la cattiveria è soltanto agonistica. Può andare Nappo da solo, che ha macinato molti chilometri finora a terra dopo un contrasto con Malanga. Tutto buono, servito Grandinetti, impreciso il suo ultimo tocco in favore del proprio compagno con la maglia numero 25. Ortolana all'indietro per Pecorini. Servito Uge, controllo direzionato, poi pallone per Lanzi. Deve farsi vedere Grandinetti che è nascosto dietro 2 maglie bianche. Viene servito troppo in profondità. Poi attentissimo Cortesi a mettere in out. Lanzi sistema il pallone nei pressi della bandierina. No, sarà rimessa con le mani. Numero 7 mette in mezzo Gobbi, combatte con la punta Arpiola. La conclusione, ma che cosa ha salvato qui Rizzuto? Copre molto bene il primo palo. Questa volta sì che sarà calcio d'angolo. 2 giocatori fuori dall'area di rigore, 1 Grandinetti a raccogliere la battuta corta, ma il cross è direzionato al centro dell'area di rigore. Poi Mecca non arriva alla conclusione a terra. Un giocatore del Lentigione ha contatto Uge con un avversario, ma non riesce a portarsi a casa la rimessa laterale a terra. Ricordiamo dunque un giocatore del Lentigione, staff medico necessario, che entra dunque ora in campo. Pronto anche l'ingresso di Mariani, che ha dovuto saltare la prima di campionato a causa di un infortunio. Vediamo se
riuscirà a dare più dinamicità ai propri compagni. Esce al suo posto il numero 3 Pecorini. Mariani, classe 98, che arriva dall'Aglianese, scorsa stagione ben 9 gol e 7 assist, che comunque per un esterno sono molti. Si attende soltanto l'attenzione dell'arbitro per comunicare il cambio. Dunque un po' gli schemi iniziali sono saltati anche a livello tattico, tolto un difensore e dentro un esterno. Vediamo come si riassesta poi la rosa di casa. Comunque ufficialmente fuori il numero 3, dentro il numero 11 Mariani al suo debutto in campo con la maglia rossonera. Sembra posizionarsi sull'out di sinistra. Grandinetti a colloquio con mister Mazzoleni, intanto che si attende l'ok dell'arbitro per poter ripartire. Il giocatore in questione dovrebbe essere Nappo, che deve attendere l'ok dell'arbitro per regolamento prima di rientrare. Ok, ora rientra, si riposiziona al centro del campo. Intanto De Angelis cerca subito Mariani, attento qui però Rizzuto un'altra volta in uscita, blocca e fa sua la sfera, vedendo ogni possibilità di pericolo. Ora chiede ai propri compagni di salire, con le mani serve Capiluppi, si torna indietro. Da Sabotic, che serve corto Nava. È il numero 6 a pensare al lancio lungo, ma senza alzare la testa, perché in quella direzione, in quella zona di campo non c'era nessun compagno, formato sempre più solo tra le maglie rossonere, che si stanno allargando sempre di più per cercare comunque di ribaltare la situazione molto negativa. Malanga, rasoterra al centro del campo in direzione di Ortolan. Pallone troppo lungo per Grandinetti, che in due tempi cortesi deve allontanare. Tutto buono secondo l'arbitro, nonostante un contrasto piuttosto ruvido. Ferma in un secondo momento il gioco con un atleta del Sant'Angelo a terra. Sembra essere Mariani, esatto. Si rialza leggermente claudicante, ma sembra benissimo potercela fare. Mani sui fianchi, piuttosto sconsolato Nucci pressi del cerchio di centrocampo. Due i giocatori di Mazzoleni sul pallone, tutti gli altri a saltare, tolto Grandinetti, pronto alla ribattuta. Fischia l'arbitro. Va Lanzi a rasoterra in porta, né particolarmente preciso, tantomeno deciso, poca forza nella conclusione. Difficile comunque andare in rete con un tiro rasoterra, ma allo stesso tempo forte e ben piazzato. Rizzuto di prima, poi il pallone per un compagno, poi di prima viene servito una linea di passaggio totalmente fuori misura, performato. Dunque Uge può recuperare. Mecca, tunnel su Battistello, ancora Mecca, prova ad andare da solo, allarga su Lanzi, che si è posizionato sull'altra fascia opposta rispetto a quella di inizio partita. Malanga deve affrontare un avversario, ci fa vedere Lanzi, chiede la triangolazione ma non arriva al passaggio da quest'ultimo. Ancora Uge, cambio di gioco. Ancora il capitano del Sant'Angelo. Non è per Mecca, sponda di Principe, anche se piuttosto lenta. Vediamo se ha smosso qualcosa. Sbaglia il controllo Ortolan, che deve rincorrere la palla e riesce a evitare però la rimessa con le mani. Malanga toppa il pallone, poi serve Lanzi di prima per De Angelis, riesce a evitare la pressione di Nanni, che sembra averne ancora, come se non avesse corso abbastanza finora. Uno dei migliori tra i suoi sicuramente. De Angelis per Mecca. Malanga indeciso sul da farsi, allora serve Uge, ma probabilmente non aveva visto la pressione di Nanni. Ora formato in pressione su Malanga. Ortolan, vediamo se riesce a creare qualcosa. Mette giù col fisico Principe,
chiuso molto bene dalla retroguardia emiliana. Malanga può andare da solo, cerca un cross deviato da Formato con un tocco di mano, ma secondo l'arbitro è tutto regolare. Pallone ancora tra i piedi dei difensori del Sant'Angelo che tentano l'assedio, ma il baricentro della squadra avversaria è molto basso e si chiude molto bene quando si tratta di creare pericoli. Mariani con la punta tocca il pallone, non riesce a evitare a evitare la rimessa dal fondo. Un'altra sostituzione tra le fila del Lentigione con il numero 19 che è pronto ad uscire, ovvero classe 2005 Grifa, dentro un altro 2005 Manzotti con la casacca numero 14. Abbraccio tra i due, dunque entra in campo Manzotti, seconda presenza anche per lui, proveniente dal settore giovanile della Reggiana. Rizzuto si becca il cartellino giallo per l'eccessiva perdita di tempo. Forse qui l'arbitro ha tardato anche un po' troppo ad estrarre il cartellino. Numerose le perdite di tempo dell'estremo difensore di mister Beretti. Notevoli però le sue parate in questo match. Non riesce a controllare Formato su questo lancio lungo, dunque la rimessa sarà in cover del Sant'Angelo. Ugge guarda Ortolan, difensore molto duttile, capace di giocare al centro della difesa ma anche come terzino schierato sia a sinistra che a destra. Pallone di Principe di ritorno per Mariani che salta un avversario. De Angelis prova ad inventare ma è costretto a girarsi e a tornare indietro. La pressione di Nanni non gli fa effettuare nessun passaggio. Combatte sulla fascia sinistra Grandinetti, cerca il fondo, poi l'ex San Giuliano cade a terra e perde il controllo della sfera. Sembra aver battuto una parte del corpo, forse la testa, contro la rete posta dietro la porta di Rizzuto. Con grande foga tutti gli atleti in quella zona di campo hanno chiesto il supporto dello staff medico, non soltanto quello del Sant'Angelo ma è arrivato anche 2 componenti dell'ambulanza prevista per lo svolgimento del match. Dunque gioco fermo al minuto 37 circa della ripresa, dato che l'atleta è fuori dal terreno di gioco. La partita per regolamento potrebbe ricominciare se attende soltanto anche Gobbi che è lì ad assistere il compagno. Sant'Angelo attualmente in 10 con Gobbi che riprende posizione. Tocco corto per Sabotic, decide di andare al lancio lungo sulla fascia per Manzotti che tocca questo primo pallone. Recupera poi Sant'Angelo, alzata la sfera, chiuso da 2 avversari Principe, poi Rizzuto recupera la sfera, si risistema la difesa del Lentigione mentre Rizzuto chiede di salire. Pallone lungo in direzione di Formato, ma c'è Malanga in anticipo che rimette in gioco il pallone con la testa. Nappo alza la sfera a campanile, poi un altro colpo di testa, confusione tra Manzotti e Battistello, i due neoentrati. Mecca si gira su se stesso e subisce fallo causato dal numero 14 ex Reggiana appena entrato. Malanga prova questo cross totalmente fuori misura per Principe. Grandinetti sembra essere ancora a bordo campo. Pallone lungo per Formato che non riesce a controllarlo. La rimessa dunque sarà in favore del Sant'Angelo con Malanga che con le mani cerca di accelerare i ritmi di gioco. Ugge servito Ortolan, pallone allargato sulla sinistra per Mariani.
prova l'ex allianese il dribbling su Manzotti, che commette un altro fallo, piuttosto nervoso in questo momento il classe 2005 di Mister Beretti. Malanga allarga per Mecca, si fa vedere Lanzi e non viene servito. Ancora Malanga, gli viene chiesto un cambio di gioco. Grandinetti rientra in campo, così Sant'Angelo torna in parità numerica. Gobbi non riesce a girarsi, reclama il fallo, ma è tutto buono. Poi ha sbagliato l'appoggio in favore di Nanni. Sfera regalata alla retroguardia del Sant'Angelo. Di prima pallone per Malanga sulla fascia, progressione da sola di qualche metro, poi allargato per Uge. De Angelis, pressing nullo ora del Lentigione, che cerca di difendersi con tutte le proprie forze, perché sa che anche subire un gol potrebbe creare dei ribaltamenti di fronte. Lanzi, dopo un gioco di gambe, è costretto a tornare da Malanga, che sbaglia il controllo, perde il tempo di gioco e deve andare da Nucci. Di prima Ortolan cerca di bucare Mariani, recupera in modo agevole Cortesi, serve Formato, gran numero di Formato, che poi sbaglia clamorosamente l'appoggio per Bonetti sulla fascia opposta. Lanzi recupera, serve Grandinetti, che evita anche Sabotic. Può essere pericoloso qui il Sant'Angelo. Vediamo come si conclude l'azione con Gobbi, che l'arpiona, sbaglia la sponda. Battistello non ci pensa due volte e mette fuori l'ex castanese. Fischia l'arbitro, un'altra sostituzione per gli ospiti. Fuori il numero 10 Nanni, che ha segnato il gol dello 0-2, ma anche in fase di pressing ha lavorato molto bene. Ottima prestazione per lui quest'oggi. Al suo posto il numero 8 Pari in classe 2001, con esperienze pregresse tra Forlì e Rimini. Debutta in campionato con la maglia del Lentigione. Vediamo come si posizionerà. Scambio ancora in direzione di Ortolan, poi Uge. Cambio gioco per Malanga, che non è entrato proprio benissimo in questo match. Lanzi si appoggia al proprio terzino di riferimento, accentra il gioco per Uge. Ancora Ortolan, ancora Malanga, controlla con l'esterno, poi salta, viene entrato Pari, serve De Angelis, scambia ancora col proprio numero 26, che deve accelerare la giocata. Mecca, si fa vedere Malanga in fascia, ma viene coperto da due avversari. Uge per Ortolan, il numero 11 del Sant'Angelo è totalmente solo, infatti viene servito. Mariani deve proteggere la sfera, combatte due volte, poi cade a terra, viene ammonito Manzotti dopo due contrasti piuttosto ruvidi. Arriva al terzo, non è entrato in partita, almeno a livello psicologico, molto teso e nervoso. Cartellino giallo anche per lui. Tutti i giocatori del Sant'Angelo a saltare, tranne Lanzi più indietro nei pressi comunque dell'arbitro. Arriva il cross in direzione secondo palo, anticipato Principe. Possibile contropiede per il Lentigione con Bonetti. Bonetti a tu per tu con Nucci, lascia giù Nucci, la conclusione non arriva, cosa ha recuperato De Angelis. Poca freddezza qui per il numero 3 Nucci. L'estremo difensore del Sant'Angelo aveva commesso comunque un errore anche lui, andando giù con troppo anticipo, senza aver aspettato la mossa dell'avversario, ma chiude dopo una gran falcata De Angelis. Azione causata comunque dallo sbilanciamento totale, ma anche giustificato, dei ragazzi di Mister Mazzoleni pochi minuti alla fine. Battistello appoggia per Sabotic, Nappo ritorna dal Montenegrino, che poi va al lancio lungo, un palla dietro, palla dentro in favore di Pari, che con l'esterno serve Formato all'interno dell'area di rigore. Pallone che termina out, sarà calcio d'angolo. Azione coperta dalle bandiere rossonere.
Arriva l'arbitro, colloquio con Formato, mette la palla in gioco, pallone che rimbalza sul corpo di Lanzi, poi ultimo tocco di un atleta del Sant'Angelo, sarà ancora rimessa per il Lentigione. Malanga non riesce a trattenere Mariani, non Malanga, perdonate amici di Bepi TV, non riesce a trattenere il pallone all'interno del rettangolo verde. Pallone all'interno dell'area, Bonetti cerca ancora una volta il dribbling, 2 errori nel giro di pochi minuti, la conclusione a fil di palo per il Lentigione che poteva causare l'1-4. Pari, l'autore di questa gran botta a giro, altro brivido per Nucci. 7 i minuti di recupero annunciati, sembrano un'eternità. Malanga deve affrontare Paro, poi lancia lungo, una serie di rimpalli, Lanzi finisce a terra ma per l'arbitro è tutto buono, un filtrante, Malanga non ci mette la gamba, Uge chiude male, poi Formato può andare da solo, con la suola ancora Formato, lascia sul posto momentaneamente Uge, ma con tutta la sua esperienza il capitano del Sant'Angelo riesce a recuperare. Malanga sbaglia anche questo appoggio, momento sicuramente no per il 25 rossonero. Uge cerca di cambiare gioco e affrettare la situazione, trasformarla in offensiva. Pallone di ritorno per Ortolan, cerca De Angelis un filtrante per Mariani che viene chiuso dalle maglie bianche. Poi Ortolan tocca per un compagno, anticipato Principe che deve andare a colloquio con un avversario, commette fallo Principe su Manzotti. Anche Principe non è riuscito a incidere finora, troppa foga in quelle poche occasioni dove ha potuto andare a aiutare la squadra. Sul pallone Nava scambia con Capiluppi, entrato per dare manforte alla retroguardia. Finora sembra esserci invece riuscito Nappi con Sabotic, scambia ancora Nappi, Battistello, cercato Capiluppi di prima, Formato era fermo, un po' disattento in questa situazione, scivola anche sul terreno verde. Bello scambio di prima, pallone per Malanga sulla fascia, cerca il fondo, il cross in mezzo sul secondo palo, totalmente fuori misura, non ci arriva Mariani. Numero 11 si improvvisa anche il raccattapalle. Bella comunque l'azione tra Lanzi, Malanga e Mecca, tutta di prima. Ha dimostrato che con un po' più di rapidità e esplosività Sant'Angelo può rendersi molto più pericoloso. Va a lungo Rizzuto, poi una serie di rimpalli, Pari non arriva sul pallone, c'è De Angelis, Pari gli rinchia addosso ma De Angelis con grande freddezza riesce a mantenere il possesso della sfera. Ancora 5 minuti circa sul cronometro del direttore di gara. Mecca, scambio di prima con De Angelis, una serie di finte di corpo per Mariani che però non portano nulla di fatto. Di ritorno ancora per Mariani, serve un bruttissimo pallone per Ortolan che deve stopparlo. Mecca totalmente solo, arriva ora la pressione di Battistello, di ritorno una sfera per Uge, ritmo che si è piuttosto abbassato negli ultimi minuti. Lanzi prova alzando il pallone a cercare un compagno, mette giù molto bene Ortolan, ora deve andare in verticale. Uge ancora per Lanzi, indicazioni di mister Mazzolini totalmente fuori dalla sua area tecnica. Nei pressi la convergenza della linea di centrocampo con quella del fallo laterale. Gobi, spalle alla porta, prova a girarsi, poi non serve un compagno. Principe all'interno dell'area di rigore, la controlla ma in totale posizione di fuorigioco. L'arbitro ferma tutto. Grande comunque visione di Gobi, anche se poi il proprio compagno con la casacca numero 23 era posizionato al di là della linea creata dai difensori
in divisa bianca. Era partito bene Sant'Angelo, dopo un paio di azioni pericolose del Lentigione era riuscito a rispondere, ma i 2 gol in pochi minuti hanno scalfito ogni certezza rossonera. È arrivato poi il gol di Lanzi nel primo tempo e infine nel momento migliore del Sant'Angelo nella ripresa è stato causato un rigore trasformato poi dal capitano, che ha fissato il risultato sull'1-3. Amici di BPTV, vi ricordo per l'ennesima volta di seguirci sui canali social dopo questo cross in mezzo, chiuso molto bene dalla retroguardia emiliana. Ha sbagliato l'appoggio di Formato, che negli ultimi minuti sembra aver perso lucidità. Pari, arpiona in modo discreto il pallone, deve sistemare poi Formato. De Angelis scivola, perde il controllo della sfera. Pari prova un lancio in direzione di Bonetti, che sembra non ne averne più, anche se la sfera era totalmente fuori misura, più un tiro che un filtrante. Seguiteci dunque sui nostri canali social e anche sul nostro canale YouTube, attivando anche la campanellina per non perdere nessun tipo di notifica. Ancora Sant'Angelo con Ortolan, pallone per De Angelis, si fanno sentire lo stesso tifosi barasini, un filtrante in direzione di Principe che non ci arriva. Sarà dunque rimessa dal fondo, una delle ultime del match in favore di Rizzuto, ex Catanzaro. Va lungo l'estremo difensore del Lentigione, mette giù Formato, ma Uge allunga la gamba e serve Nucci per i tifosi che lasciano l'impianto di gioco del Carlo Chiesa in questa domenica pomeriggio piuttosto scura per i tifosi di casa. Grande prestazione invece del Lentigione, che nonostante i 2 giocatori indisponibili è riuscito a, attenzione, cross in mezzo, è riuscito a rendersi pericoloso in più situazioni. Lancio lungo non concretizzato dai terminali offensivi barasini. Un'altra rimessa dal fondo per Lentigione. Su questo rinvio del portiere l'arbitro fischia 3 volte, la partita termina con il risultato di Sant'Angelo 1, Lentigione 3, grandissima prestazione per i ragazzi di Mister Beretti, che hanno impensierito più volte invece i calciatori rossoneri di casa. Amici di BPTV, vi aspettiamo appunto al termine di questa diretta sui nostri canali social per le interviste sul nostro canale YouTube e a seguire anche le pagelle. Grazie a tutti per la visione. Qui Andrea Vignola dello stadio Carlo Chiesa è tutto. Un saluto e una buona domenica.